Oscar De Bona, presidente di Longarone Fiere. Come si presenta questo 2011? Si presenta in un contesto molto difficile, molto delicato a livello internazionale, tra l'altro aggravato anche da questi fatti degli ultimi mesi, questi ultimi 2 mesi, soprattutto per quanto riguarda tutto il Nord Africa, a noi molto vicino, però iniziamo la stagione con questi 12 eventi fieristici che si svolgeranno durante il 2011 con 2 nuove fiere, una a maggio e una a settembre, una che caratterizzano la specificità del nostro territorio, anche come contenuti all'interno di questo polo fieristico. A maggio con professione legno energia, quindi tutto quello che riguarda il cippato, il pellet, e a settembre, verso la fine di settembre, 23, 24 e 25 settembre, con questa Expo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, una sfida che speriamo di vincere. Sarà un evento internazionale e richiederà l'aiuto e tutte le energie possibili. Devo dire che a livello di base abbiamo tantissime segnalazioni, solo il fatto di aver letto qualche articolo qua e là, abbiamo gente, associazioni, istituzioni, privati che segnalano la loro idea, una loro proposta da portare, e questo è un segnale di grande sensibilità e di attenzione, ecco, rispetto a questo tema, sul quale vorremmo anche lavorare per inserire un By Dolomiti, cioè un momento prima dell'apertura di questa fiera, una giornata dedicata a come far conoscere e far vendere praticamente le nostre località a tutto il mondo. Quindi uno specifico momento in cui il turismo della montagna veneta e dolomitica in particolare, troverà un suo spazio. E poi abbiamo gli appuntamenti storici, quelli di inizio anno, con quella fiera a costruire che è in essere, con quella prossima che è Agrimont, è la terza e la quarta fiera per importanza dei 12 momenti fieristici dell'anno, e chiuderemo come sempre con Aredamont a ottobre e con la 52esima mostra internazionale del gelato dal 27 al 30 di novembre. Ecco. Speriamo di raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati, che è quello di raggiungere il traguardo delle 200.000 presenze durante l'anno e soprattutto di dare un aiuto alle nostre aziende e ai nostri operatori turistici che hanno la necessità di vedere che c'è un rilancio dei settori e c'è la vicinanza delle istituzioni. Io devo dire che nel momento in cui stiamo predisponendo soprattutto i 2 nuovi eventi, la sensibilità delle istituzioni che hanno la maggiore competenza c'è, e speriamo proprio anche con la coincidenza di alcuni eventi internazionali di carattere sportivo di poter rafforzare, ecco, questo impianto che il Consiglio di amministrazione della Fiera di Longarone Dolomiti ha voluto preparare per quest'anno. Ecco, quindi sempre più Fiera delle Dolomiti. Sì, il nome è già stato deciso con la modifica passata in Consiglio di amministrazione, quindi sarà Fiera di Longarone Dolomiti. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda il miglioramento della logistica, degli accessi, la sistemazione dei parcheggi, un secondo ingresso a nord definitivo, quindi una serie di altre iniziative dove daremo ovviamente la priorità alle aziende espositrici nel contribuire con Longarone Fiere Dolomiti a realizzare queste opere di miglioramento della struttura fieristica. Bene, grazie e buon lavoro.